Signori, se sto sognando, non svegliatemi. Signori, se sto sognando, non svegliatemi. Vi prego, vi supplico, non svegliatemi. Signori, facciamo un attimo di riflessione. Lo possiamo dire? Conte ha scelto il Napoli. La Rai annuncia il sì. Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napoli 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Fammi prendere un attimo fiato. Tasto like e commento perché voglio sapere la vostra. Il Napoli ha soffiato Antonio Conte al Milan. Io alzo le mani, ma aspetto l'ufficialità da parte del Napoli, visto che ne abbiamo prese tante volte in quel posto, anche la passata stagione, Gabri Veiga, Samardzic, Nugin Perez, e quindi aspettiamo, facciamo una riflessione proprio su Antonio Conte, però le voci stanno impazzando. Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli e io sono euforico, voglio. Sono veramente euforico perché da questa notte che sto pensando, ma può essere mai che Conte veramente viene a Napoli e non va al Milan? Veramente sta succedendo questo? Veramente sto vedendo i video dei tifosi milanisti che si stanno incazzando perché si stanno arrabbiando, scusatemi, perché non arriva Conte al Milan e Conte glielo ruba il Napoli. Sto vedendo questo veramente. Io ve l'ho detto. Aspetto l'annuncio. Ma ragazzi, Conte non è mai stato così vicino a vestire azzurro e a mettersi e a sedersi, scusatemi, sulla panchina del Napoli. Svolta clamorosa di Aurelio De Laurentiis perché ragazzi, mamma mia, io veramente non ho parole. Io veramente non ho parole. Facciamo un attimo il punto della situazione perché mamma mia. Allora, i rinforzi chiesti da Conte, perché poi si sta già parlando dei rinforzi chiesti da Conte, no? Oltre a Osimhen, Conte vorrebbe cedere anche Simeone e sappiamo che Simeone, ragazzi, è nell'orbita Lazio. Questo lo sappiamo tutti. Osimhen dovrebbe andare via la prossima stagione, anche se a quel prezzo 130 milioni con un ingaggio da 10 milioni sarà difficile piazzarlo. Occhio quindi, occhio ragazzi, perché non è semplice piazzare un giocatore o va in qualche top club, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, queste squadre qui, perché se no nessuno te lo compra Osimhen. Quindi occhio, è più probabile un addio di Kvara che un addio di Osimhen, diciamo le cose come stanno. Allora, andiamo avanti. Mamma mia. Boniface, Lukaku e Jimenez, gli obiettivi azzurri. Cos'è che vi dissi io tanto tempo fa? Anzi, 2 giorni fa, che se Conte arriva veramente a Napoli, il Napoli punterà forte sull'Omero Lukaku. Ma quanto ve lo dissi tanto tempo fa? Appena iniziarono a uscire queste voci di Conte al Napoli, io dissi: volete vedere che il primo acquisto che chiederà Conte sarà Romero Lukaku? Boom, presto, subito, cioè, allucinante. A centrocampo un nome è Amrabat, sullo sfondo anche Frank Kessie, qualora Anghissà dovesse andare via da Napoli, e sarebbe allucinante. Io Anghissà non lo do come partente, diciamo così. Io vedo più partente un Lobotka, un Kvara, perché sappiamo il Barcellona sta puntando forte sul giocatore, Xavi lo ammira, ma c'è anche il City, Guardiola, quindi occhio, perché la gente di Kvara ha chiesto 5 milioni a stagione. De Laurentiis vuole arrivare a 4,5, quindi ballano quei pochi soldi. In porta Conte vorrebbe puntare su Caprile e se domani Meret giocherà titolare, e giocherà titolare perché Gollini si è infortunato ieri pomeriggio, Meret verrà applicata in automatico la conferma per la prossima stagione, il rinnovo di contratto automatico. Perché è stato fatto questo? Perché
sul vecchio contratto Meret aveva la clausola di dire: se gioco un tot di partite mi fai il rinnovo contrattuale, va bene? Quindi non venite a dirmi Meret il prossimo anno andrà via da Napoli. No, Meret se continua così, se giocherà la prossima sarà sarà ampliato, va bene, il contratto, almeno uno fra Skriniar, Kim e Buongiorno per la difesa. Ne abbiamo già parlato di Buongiorno, il Torino chiede 40 milioni, il Napoli a quella cifra non ci arriverà mai, diciamo le cose come stanno. Occhio al ritorno possibile di Kim, che se ritorna Kim Wayu abbiamo già sistemato la difesa, possiamo dirlo tranquillamente, perché Kim l'anno scorso è stato il fulcro della difesa del Napoli di Luciano Spalletti, campione d'Italia, perché va ricordato che l'anno scorso è stato campione d'Italia e quest'anno abbiamo preso merda da tutte le squadre, questo va ricordato. Skriniar la vedo un pochino più difficile, va bene? Conte ha 3 pilastri in questa squadra. Di Lorenzo, Anghissà, che sapete tutti Anghissà se dovrebbe partire, punterà forte su che sì, e Kvara. Va bene? Quando io vi dico, ragazzi, guardate che il Napoli deve essere ricostruito soprattutto su Kvara e Lobotka. Io l'ho sempre detto, ragazzi, questo lo sapete anche voi, che io cosa vi dissi. Allora, ripartiamo da Kvara e da Lobotka, poi il resto possono andare tutti quanti via. Oggi è uscita la notizia, Conte vorrà puntare forte su Di Lorenzo e Kvara e Anghissà. Io l'ho detto, se il Napoli è veramente riuscito a togliere Conte al Milan, il Napoli nel giro di 2 anni si giocherà lo scudetto. Però occhio, voglio, perché questa è una cosa che mi fa molto paura, che se Conte sbaglia, io già mi vedo il clamore mediatico che susciterà questa scelta di aver preso Antonio Conte. Lo sappiamo tutti come siamo a Napoli, noi vogliamo vincere subito. Io ho sempre detto, non puoi vincere subito, ma è impossibile vincere subito, tu vuoi vincere subito, ma devi aspettare, bimbo caro, ora bisogna progettare e dare tutto in mano all'allenatore e al futuro DS che sarebbe Manna. Staremo a vedere, però le voci ora sono insistenti, si parla già di un accordo, tutti ne parlano, addirittura Sport Mediaset, Sky ne ha riportato la notizia, quindi ragazzi c'è qualcosa di grosso sotto e se si iniziano a muovere così le voci significa che qualcosa è vero. Soprattutto vedere molti giornalisti milanisti criticare la società per non aver preso Antonio Conte e farlo prendere al Napoli è qualcosa di clamoroso. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a you!